A mano che le colonne dei legionari passavano attraverso la città, si vedevano le insegne. Le aquile prima di tutte, che portavano sotto gli artigli i fulmini. A fianco e dietro passavano i vessilli di vari colori con effigi di animali che simboleggiavano le legioni. Altri vessilli rappresentavano le corti e i manipoli, sottodivisioni della legione. Strinsi forte la mano di mio padre, la mano ruvida di un veterano della 13ª Legione Gemina. Si chiamava Elio Rufo e nel corso degli anni era stato sempre al fianco di Marco Aurelio, sostenendolo in ogni impresa e nella costruzione degli accampamenti che venivano eretti lungo l'itinerario che attraversava le Alpi. Sfilò anche la leggendaria 13ª, che portava sul vessillo un leone a fauci spalancate e il motto Rursum Leo Rugit. Il leone della 13ª ruggisce ancora. Con queste parole Valerio Massimo Manfredi descrive l'ingresso delle legioni in Aquileia all'inizio del racconto, per il quale è celebrato come primo vincitore del premio della Regione Friuli Venezia Giulia Pordenone Legge, assegnato a uno scrittore scelto tra i più amati del nostro tempo, che racconta i luoghi della nostra regione, anzi i luoghi della nostra regione nel tempo. Iniziare da Aquileia vuol dire ritrovare le tracce antiche di una civiltà che invitano a riconoscere ancora oggi i segni della grandezza e della bellezza del passato, in un paesaggio che nel presente è ricco di suggestioni archeologiche e naturalistiche. Questo è il libro, appunto, di cui stiamo parlando. La prima edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia rappresenta l'inizio di un percorso che vuole creare un compendio di storie del Friuli Venezia Giulia, ambientato del Friuli Venezia Giulia, che racconti l'universo della nostra regione. Il nostro territorio rappresenta, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista geografico che culturale, un insieme di tradizioni, un insieme di culture che si incontrano e hanno saputo dare vita a una regione piccola nei numeri, ma straordinaria nella capacità di incontro e di crescita. Proprio questa prima edizione, dando il premio all'opera di Manfredi, che guarda ad Aquileia come città epica, lo stesso autore la racconta in questo modo, fa capire come nel nord-est del nostro paese si siano sviluppate delle storie che hanno intrecciato una valenza a livello mondiale dal punto di vista appunto storico, e dall'altro siano riusciti ad entrare all'interno di una compagine che è quella di tutto il centro ed est Europa, in cui il Friuli Venezia Giulia ha condizionato e continua a condizionare la storia e mi auguro anche il futuro. Spero che il premio letterario del Friuli Venezia Giulia possa trovare sempre maggiore conoscibilità a livello internazionale, perché da questo piccolo fazzoletto di terra potrà svilupparsi sicuramente una capacità di conoscere e conoscerci incredibile, e su questo la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto investire e vuole investire nei prossimi anni. Il premio letterario della Regione Friuli Venezia Giulia è, mi piace dirlo, poi vi spiego perché mi piace, non per piaggeria, è un'idea del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. E mi piace dirlo perché il Presidente Fedriga ha molta sensibilità nei confronti del mondo della cultura, e questo mi consente di lavorare bene, perché so che davanti a dei progetti che lo convincono
davanti a dei bisogni come in questo periodo, dei quali prende conoscenza, la sua disponibilità nei confronti del mondo della cultura è la stessa disponibilità che ha nei confronti del mondo dell'impresa, perché in Regione Friuli Venezia Giulia, e di ciò sono orgogliosa, l'impresa creativa culturale è un'impresa. Finalmente abbiamo tolto la cultura da una sorta di giardinetto protetto, non voglio dire ghetto, nel quale era, ma è un'impresa. La letteratura e la lettura nella nostra regione sono due fattori importanti dello sviluppo culturale. In un paese che legge poco, noi siamo la regione che legge di più. E in questo piccolo miracolo non va dubbio che Pordenone Legge ha la sua quota di merito, che è una quota anche larghetta. Pordenone Legge è diventata negli anni un punto di riferimento a livello nazionale per la lettura e per chi ama la lettura. Quindi era anche logico che a un certo punto ci si ponesse questo traguardo di avere anche un premio letterario targato con l'Aquila della Regione Friuli Venezia Giulia. Ed era altrettanto logico che ne fosse affidata la realizzazione a chi meglio poteva farlo, cioè a Pordenone Legge. La formula ci è piaciuta subito, sia al Presidente che a me, perché innanzitutto ci aiuterà negli anni a costruire una bella serie di visite di autori importanti nella nostra regione, e negli anni si coprirà l'intera regione, che vedremo noi stessi con l'occhio di chi invece la vede da fuori, la vede e la scopre. La scopre nel suo grandissimo patrimonio artistico. Noi abbiamo un patrimonio artistico che non sfigura nell'elenco delle regioni italiane, tutt'altro. Poi non voglio dire di più perché sennò sembro sempre presuntuosa. Io stessa avevo, prima di fare l'assessore regionale, ma riavrò quando smetterò di fare l'assessore regionale, spesso a casa mia ospiti degli amici milanesi o di altre parti d'Italia o anche di altri paesi europei. Ogni volta che li accompagno in giro a vedere la nostra bellezza o ad assaporarla, perché abbiamo anche un altro grande patrimonio culturale immateriale che è l'enogastronomia, mi sento dire "ah però", ed è una cosa che da un lato mi fa piacere, dall'altro ovviamente mi sconforta, perché vuol dire che abbiamo ancora tanto da lavorare. Quindi abbiamo aperto con Valerio Massimo Manfredi, che non poteva che ragionare su Aquileia, e l'ha fatto, direi, in modo egregio. Non sappiamo ancora chi sarà quest'anno il nostro autore ospite, passatemi la terminologia, e dove andrà a scoprire il nostro essere quotidiano, la nostra bellezza di tanti secoli di storia accumulata. Non dimentichiamoci che noi abbiamo dei siti archeologici e paleontologici che vanno dal sito dei dinosauri di Duino Aurisina alle grotte di Pradis, dove credo che sia uno dei due siti europei, l'altro in Israele, dove ci sono stati i ritrovamenti nello stesso sito sia di Neanderthal sia di Homo sapiens. Poi abbiamo le palafitte, il Palù di Livenza, neolitico, 6.000 anni fa. Poi abbiamo gli insediamenti dei Romani. Poi sono venuti i Franchi, che fecero la contea di Polcenigo. Poi sono venuti i Longobardi. Abbiamo tutto questo arco temporale dagli albori dell'umanità fino ad oggi, e quindi siamo ricchi di offerte che possono anche far pensare e immaginare e costruire storie, e di questo siamo ovviamente molto fieri. È un onore per Aquileia e per la sua comunità essere la protagonista del racconto di Valerio Massimo Manfredi. Il racconto che quest'anno è stato premiato con il premio Friuli Venezia Giulia a Pordenone Legge. In Defensor Urbis c'è un viaggio nei secoli della Aquileia antica,
ma che in realtà ci riporta a delle tematiche anche attuali, ovvero quello che è il rapporto con la storia e l'uomo, un rapporto sempre attuale, un rapporto che grazie a quelle che sono le opere letterarie possono continuare a essere studiate, ad essere fonte di ispirazione per tutti, anche per chi paradossalmente viene solo a visitare un luogo. E per questo penso che questa opera e questo premio siano un'ulteriore possibilità di raccontare il nostro territorio e farlo arrivare al grande pubblico. Il premio è stato assegnato dalla giuria composta dai curatori di Pordenone Legge, dall'assessore alla cultura Gibelli, dal presidente della regione Fedriga e da Paolo Maurensig, che è il presidente della giuria. Maurensig ha preferito mantenere in questo periodo l'isolamento, dichiara però la sua soddisfazione per l'esito del premio e auspica una felice continuazione. A Pordenone Legge, dopo la premiazione, Valerio Massimo Manfredi ha illustrato la genesi del suo racconto, costellandola di aneddoti, uno dei quali gustoso a proposito dell'imperatore Adriano. L'imperatore Adriano era anche un letterato, era anche un architetto, era di tutto, un uomo straordinario, ed era il comandante e il capo assoluto dell'impero romano. Un impero di 6 milioni di chilometri quadri, 3 mari interni, 12 flotte, eccetera, eccetera. Ora, dice, chiama gli amici a cena e dice: ho scritto un poemetto, ve lo posso leggere? Questi ovviamente. Allora lui scrive, lui comincia a recitare il suo poemetto. Allora come vi sembra? Elogi, naturalmente, eccetera. Un filologo, credo che fosse Favorino di Arelate, cioè di Arles, dice: ma Cesare, è bello, sì, ma guarda che quella parola non esiste nella lingua latina. Come non esiste? Certo che esiste, ma Cesare, davvero non c'è, fidati, io conosco bene queste cose. E lui dice: ma no, io sono certo che questa parola fa parte della lingua latina. Ma sì, forse sì, può darsi magari nel linguaggio castrense, sì, forse hai ragione, anzi hai sicuramente ragione. E gli amici lo prendono da una parte e dice: ma scusa, avevi ragione tu, perché hai ceduto? Tu dovevi insistere. E lui dice: tu non mi dai dei buoni consigli se mi spingi a costringere su una mia posizione un uomo che ha il comando di 38 legioni. Nel racconto di Manfredi, scritto durante la prima ondata di pandemia, si innesta il tema della peste, portando l'attualità al confronto con uno degli eventi più devastanti e drammatici del mondo antico. E questa grande popolazione è stata intaccata da questo morbo e si calcola che abbia sterminato 1/3 della popolazione. Molti, non pochi studiosi ritengono che quello sia l'inizio della fine dell'impero romano e non c'è da stupirsi, perché non sappiamo quanti, ma se pensate alle pestilenze recenti, alla spagnola, la spagnola ha ucciso milioni e milioni e milioni di persone.
e se pensate che questo avveniva dopo la Prima Guerra Mondiale, dove soltanto il nostro popolo ha pagato con la perdita di 600.000 ragazzi. Nel mondo antico noi siamo abituati a pensare al mondo sovrappopolato. Nel mondo antico il mondo più popolato era quello che funzionava meglio. Certo. Quindi una mancanza così certamente. grande di popolazione. Pensa che ancora adesso sono stati fatti degli studi che là dove c'è il più grande e più fitto intreccio di strade romane, ancora oggi troviamo le aree più sviluppate e più tecnicamente avanzate e anche economicamente avanzate, vi rendete conto? Cioè, questa costruzione, questa creazione di comunità, di comunicazione ha avuto un'enorme conseguenza in tutto il mondo moderno. La peste, cuore narrativo del racconto che Manfredi ha scritto per il premio, è anche il filo rosso che conduce all'epilogo, mantenendo fino all'ultimo nel lettore un'incertezza che riguarda i contenuti di un misterioso piccolo recipiente sigillato. Ecco come Manfredi lo racconta nel libro. Le parole di Demetrio sulla peste di Atene, ormai così lontana nel tempo, mi fecero pensare che egli fosse a conoscenza di altri aspetti del morbo, che stava decimando gli abitanti di vasti territori che elencò con precisione: in Iberia, Gallia, Germania Magna, Norico, Rezia e Istria. Ma forse si stava estendendo anche fuori dai confini dell'impero. Aggiunsi che se il morbo si fosse diffuso anche ai territori dei barbari, non sarebbe stato un danno. Anzi, tutto ciò avrebbe rappresentato un vantaggio per noi. Proseguì raccontando l'episodio dello scrigno e gli occhi del monaco si allargarono per la sorpresa. Potresti mostrarmi questa anforetta in modo che io possa studiarne il contenuto usando per prova dei piccoli animali che fanno gli egiziani e i greci di Anatolia? Non posso, risposi. Mia madre ha custodito quell'oggetto fino alla morte e le sue ultime parole furono: mantieni il segreto e non osare mai di aprire il vasetto. Moriresti e non si sa quanti altri. Il grande amore per la civiltà di Roma, nelle parole di Valerio Massimo Manfredi, diventa una vera e propria celebrazione che prende spunto dalle immagini di un'Aquileia attuale che rievoca l'antica. Io ho pagato il mio omaggio con molto affetto a questa città che io adoro. È una cosa che mi dà i brividi tutte le volte che vedo Aquileia. Mi sembra di vedere il vessillo con il simbolo della 13ª legione e il motto Leo rugit rursum. Il leone rugge ancora. Il leone era il simbolo della 13ª legione, con la quale io ho fatto
Ho fatto conoscenza quando avevo 14 anni, ero in collegio e l'unica cosa che potevo fare era leggere libri e ne avevamo 20.000. 20.000. E uno si chiamava Tredicesima Legione e quindi ritrovare queste parole mi ha commosso, così come mi commuovo ogni volta che arrivo ad Aquileia. Quella città proteggeva un impero. E vedete, le anime candide di solito dicono erano imperialisti. E beh, per forza, è un impero, cosa deve essere, scusa? Cioè, stiamo scherzando. Ma quell'impero, vedete, quando un impero collassa, non conta tanto quello che è successo prima, ma quello che resta. E molti imperi hanno lasciato un paesaggio di rovine, di disastri, di massacri, di stupri, di devastazioni, il nulla, in poche parole. Questo ha lasciato forse la più grande civiltà del passato. E pensate che cosa ci hanno lasciato. A un certo punto, pensate, il re Teodorico si accorge che non è assolutamente possibile diffondere Goti coi Romani. Allora cosa fa? Chiama i migliori, i più grandi intellettuali del regno. Cassiodoro, Boezio, Simmaco. E dice: andate, io vi do tutto quello che volete, denaro, quello che volete. Dovete costruire un edificio, grande come volete, e poi chiamate tutti quelli che sanno, che leggono e che scrivono, e copiate tutta l'eredità di Roma. Quel posto, sapete come si chiamava? E come si chiama ancora? Vivarium. E arrivarono a centinaia e centinaia gli amanuensi, gli scribi. E quando ebbero ricopiato tutte le opere della civiltà romana e latina, le mandarono dovunque. Dovunque le hanno sparate da tutte le parti d'Europa. E quindi, sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Occidente ci deve la civiltà. E sfido chiunque a dirmi che questo non è vero. È più di così, perché un libro è l'anima di una civiltà, è l'anima di un popolo o di tanti popoli. Hai fatto un'unica patria di tante nazioni diverse. E multis gentibus unam. E questo ha un valore immenso, straordinario, infinito. Tutto quello che noi siamo è lì. Tutto quello che noi siamo è questo. E vedete, se uno non sa da dove viene, non sa neanche dove va. È come un cieco. La scrittura di Manfredi possiede una grande forza evocativa, che oltre alla conoscenza dei luoghi e dei fatti, porta al lettore l'emozione di un sentire appassionato, sempre vivo anche nelle sue parole.
Aquileia è una meraviglia, è una cosa stupenda, straordinaria, ed è anche una delle tante capitali dell'impero romano. E quella è stata costruita per le legioni, perché siamo vicini al confine. Il confine orientale l'hanno fatto Tiberio e anche Druso, che sono saliti fino alle montagne. E quel nome anche molto suggestivo di Aquileia, la città delle aquile. Quello che è rimasto ha un fascino meraviglioso, straordinario. Quando uno arriva e vede la basilica, dove vede le colonne, e poi vede i resti del porto, e lì c'erano le legioni perché bisognava difendere prima l'Italia, quindi con le Alpi, e poi il grande limes che va dal mare del nord fino all'Adriatico, prima dal Reno e poi il Danubio, quindi tutta la parte balcanica. La storia è presente nelle sue vestigia e gli storici indagano la verità dei fatti. Diverso però è da Omero in poi il compito del narratore, che deve ricreare le passioni vissute e l'emozione del tempo. È dal tempo di Tucidide che sono stati dettati i caratteri della storia e i caratteri del romanzo, cioè dell'epos di allora, no? E lui dice: non leggete i poeti, cioè i romanzieri dell'epoca, cioè gentaglia come Omero, per dirne uno. Non leggete quella roba lì, perché sono stati scritti per dilettare il pubblico, come se fosse un delitto. E invece quello che scrivo io è la verità, perché io ero presente. E addirittura, per esempio, Tucidide afferma di aver contratto la peste. Okay? Questo non lo ricordavo, ha contratto la peste. Ora, qual è la differenza? La differenza è che la storia ha l'onere della prova, come in tribunale, the burden of proof. È per quello che ha tutto l'apparato delle note a fondo pagina. A volte c'è tanto di note e tanto di testo. Perché? Perché bisogna dimostrare quello che si dice nella storia, perché si deve dire la verità. Invece l'epos, diciamo, o comunque una storia, cioè la storia è una storia, quindi la letteratura ha invece ha il tentativo di comunicare non la nozione, ma l'emozione. Perché una vita senza emozioni non vale la pena di essere vissuta.
C'è un'esperienza personale però alle origini della partecipazione emotiva che Manfredi dichiara necessaria e ha radici nella narrazione popolare e nella sua infanzia. Sentiamo come ci racconta alcuni suoi ricordi. In qualche modo avevo in famiglia questo tipo di curiosità. Perché? Perché io avevo il mio nonno materno, il padre di mia madre, che era una specie di aedo. Nelle notti lunghe d'inverno lo invitavano nelle stalle dove c'era un riscaldamento animale, no? E lui li intratteneva così, la gente pendeva dalle sue labbra. Mi ricordo sempre l'incipit perché a volte questa star del racconto veniva da noi. Per esempio aveva nevicato molto, non potevamo andare a scuola perché c'era tanta neve. Allora questo magnifico cantastorie era tutto per noi, non ci sembrava vero. E mi ricordo questa frase, no, che cominciava sempre la sua narrazione in dialetto nostro. A vida stera savair, cagir una volta, cominciava così. Ma era un racconto epico. Per esempio, il leone era sempre rampante e a fauci spalancate. Aghira un leone a bacca aperta, aveva un po' l'R moscia. La gente rimaneva così, a bocca aperta. Lui leggeva a casa, lui era un operaio, un capo operaio in una grande proprietà di un avvocato di Bologna. E lui era il primo uomo, no? Quando tornava a casa, lui andava su, faceva un bagno e poi in piedi così, leggeva i grandi romanzi dell'Ottocento e poi li trasformava nel dialetto emiliano. E quindi era un'opera anche meritoria in un certo senso. E lo stesso dialetto era particolare, non era quello che parlava la gente sempre, ma usava dei termini particolari che facevano parte del canto epico in qualche modo. Io ricordo per esempio che l'eroe, per esempio, no? Che era stato fatto prigioniero e messo in una segreta. Lui diceva, io al casen in un pattano. E io mi sono sempre chiesto, ma che cos'è un pattar? Un piè di torre. Quindi il sotterraneo di una torre, no? Quindi un luogo buio, un luogo umido, un luogo disperato. L'epica, che rende memorabili le imprese dell'umanità, lascia agli storici il compito di ricercare la verità degli eventi. Ma la storia vissuta, le speranze, i terrori, le gioie delle donne e degli uomini è una storia che colora gli eventi passati con le tinte forti della leggenda. La leggenda dà un senso ai legami oscuri tra gli accadimenti che non hanno lasciato testimonianza alla storia. E così avvenne ad Aquileia dopo la sua caduta e l'avvento di una nuova epoca.
C'è una leggenda secondo cui l'assedio di Attila diventa soffocante, ma i pochi legionari che sono rimasti a difenderla in una notte molto buia e il lune, loro aprono una porta e tutti i civili se ne vanno di là, mentre loro si battono per coprirli e vanno via, vanno verso il mare. E da lì nasceranno le città della costa. Risusciteranno anche la Serenissima. Su queste ultime suggestioni la storia di Aquileia si inabissa nel mistero. È certo però che le vestigia di quel grande passato, come abbiamo visto insieme, ci parlano ancora. E proprio questo vuole essere il premio Friuli Venezia Giulia Pordenone Legge, una voce che viene dai luoghi, che attraversa il tempo e che risuona viva a noi nel presente.